Il riso arriva nelle nostre pianure, nella nostra Padania, verso la fine del 1400, inizio del 1500. Abbiamo le prime indicazioni sulla coltivazione del riso nel Veronese, a Palù e a Roverchiara. Eravamo nel 1550 quando i veneziani fanno di questa coltivazione del riso una delle loro punte della produzione agraria per elevare la cosiddetta PLV, la produzione lorda vendibile del Veneto, e iniziano a sistemare le terre del Veronese, le terre del Basso Vicentino, ma anche le terre del Padovano e le terre del Polesine, perché un sacco di semente di frumento dava 1,5 sacchi di frumento, ma un sacco di semente di riso ne davano 3 sacchi di produzione, e così si estende piano piano fino al 1600-1650. La produzione del riso cresce sempre di più, tanto più da essere adibita anche all'esportazione. La Venezia mercantile vede in questa produzione del riso una importante attività, e i signori veneziani a poco abbandonano i loro commerci perché altre rotte hanno cambiato il volto delle mercanzie e entrano nel nostro territorio veneto, nel nostro territorio veronese, e vengono a stabilire in queste terre le loro proprietà estive. Ecco che sorgono le meravigliose ville del 500, le meravigliose ville del 600, ville di campagna, ma che danno una architettura importante, una architettura del territorio fondamentale anche per la nostra industria turistica attuale. Mario Santagiuliana, presidente della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici e anche presidente del Circolo Enologico Leoniceno Colli Iberici. E qui accanto a me è Natalino Peruzzo, che oltre a essere presidente della confraternita dell'olio extravergine del Veneto, d'oliva del Veneto, è anche componente della confraternita Cangrana. L'attività delle confraternite è un'attività legata a prodotti enogastronomici, e le confraternite sono un po' gli alfieri del proprio territorio, delle proprie tradizioni, su tutto ciò che riguarda l'enogastronomia e la tutela dei prodotti. Un saluto a tutti, ma in particolare a Mario Salvagno e a tutta la sua famiglia che hanno organizzato queste giornate meravigliose dedicate all'olio, per far promozione l'olio. Voglio ricordare che Mario è un nostro anche confratello, perché è stato fra i primi a essere nominato ambasciatore del Consiglio europeo delle confraternite. Le poesie che sono state presentate sono tutte di alto valore. Abbiamo scelto una poesia che a nostro parere raccoglieva molti argomenti che fanno parte del bagaglio delle confraternite, ed è il risotto, presentato da una confraternita che è la confraternita del radicchio rosso veronese, e che ha ottenuto, devo dire, all'unanimità. Sono riusciti a combinare un prodotto IGP del territorio veronese, come il risotto Nano Vialone IGP, con una produzione IGP lo stesso del territorio, il radicchio di Verona. Il radicchio di Verona che grosso modo dalle aree del nord del Veronese, la Valpolicella, è sceso verso gli anni 50 verso la pianura, si è radicato nel territorio, e a lato della produzione del riso c'è quella del radicchio. Così troviamo Casaleone, che è a confine o a scavalco fra la produzione risicola e la produzione di ortaggi e la produzione di radicchio. Da qui il connubio del risotto al radicchio, e da qui la poesia. Un brodo che le dà un alimento, basando l'aria, aspetta una mansanda, che lo trabasa poco alla volta lento sul riso che si allieta e che canta. La storia dell'amore delle montine che lo slevava a forza di carezze, quanti ricordi de che le manine, de tanti basi e tante carezze. Ma era anche il pianto sui si accomune,
Viva allora l'arrivo della scienza, si produce per tutte le scarselle e il riso compare in ogni cadenza. Prima ai pitocchi e le toccava nozze, adesso invece se vuole abbondare e in più zontare e no quel contagozze, ciccio e altre robe buone da mangiare. Ci che mette per esempio i fasoi cinese e che pensa alle melanzane, chi lo ama addirittura coi cornoi e chi ci piace perfino con le rane. Chi lo preferisce col tastasale e con i radici rossi a tocchettini, li come e festeggessi carnevale con i funghi po' le un piatto di più fini. E il riso col pesce, e quello coi bisi, poderia continuare per un'ora, e il suo programma le fa sciantisi, qua che lo tasto prima che se sola. E come un co' vorria che su ogni tola che fosse sempre un piatto di risotto, fare del mondo una famiglia sola e bere allegri tutti insieme un gotto. Grazie. Allora, a ritirare il premio è il presidente della confraternita.